Desidero proporvi un viaggio molto lontano nel tempo e nello spazio. Partiamo da dove siamo? Dal locale. Voi conoscete il Monte Altare vicino a Vittorio Veneto e siamo su una delle sue due gobbe, quella più alta, che si chiama Colle Maledictus. Cominciamo il viaggio con la macchina del tempo, andiamo nel 400 avanti Cristo, era l'equinozio di primavera all'alba, sono le 6 di mattina, in cima al Colle Maledictus, cosa vediamo? Vediamo sorgere Capella, la stella Capella che vuol dire piccola capra. E c'è un fenomeno astronomico particolare, cioè in questo periodo la levata eliaca di Capella, perché è un fenomeno in cui la stella sorge all'alba per l'ultima volta, poi scomparirà e quindi è un punto fisso nel calendario annuale. Per inquadrare la posizione di Capella, vediamo l'Auriga, che è la costellazione a cui appartiene. L'Auriga, nella mitologia, nella leggenda, eh, risulta essere Mirtilo, legato alla leggenda di Pelope. Qualcuno di voi sa chi era Pelope? I calcoli fatti per la posizione della stella Capella li ho fatti usando un programma che dà in qualsiasi momento del tempo la posizione delle stelle. Però, non fidandomi di me stesso, mi sono rivolto all'amico Steno Ferluga, che è un astrofisico, all'epoca andava spesso in televisione, era noto, e quando sono andato al suo studio a Trieste, nella porta accanto ho visto la scritta Margherita Hack e ho detto, ma quella è la Margherita? Sì, sì, proprio è lei. Ebbene, Steno Ferluga ha fatto i calcoli e li ha confermati. C'è un qualcosa di speculare perché se da una parte c'è Cappella nell'equinozio di primavera, nell'equinozio d'autunno c'è invece la stella Antares. Qui siamo sempre nel 400 a.C., sono le ore 18, è tramontato il sole e all'orizzonte specularmente Antares viene coinvolto in un fenomeno astronomico particolare che questa volta è il tramonto eliaco, è l'ultima volta che Antares scompare all'orizzonte al tramonto. Ebbene, Antares aveva dato nome al colle che un tempo si chiamava Colle Antares. Ed è qualcosa di strano perché è un nome greco, mentre all'epoca tutti i toponimi erano di derivazione latina, per cui mio cugino Giovanni Tomasi ritiene che si tratti di, di un recupero rinascimentale, perché era in uso il Rinascimento recuperare nomi greci. Ma c'è un qualcosa che ci porta ancora più indietro nel tempo, ben prima del Rinascimento. Questa è una delle tante monete, un centinaio, trovate su questo Monte Antares che raffigurano una stella. Erano battute da un santuario venetico che fu molto longevo. Qui siamo sul Colle Castelir, Pianoro, dove sono state trovate i reperti che ben conoscete, i tifalici,
C'è stato uno smottamento del terreno per cui questi trovamenti sono mescolati, non sono la loro sede originaria. A me preme un particolare disegno di un'incisione che è stata fatta al tempo di questi antichi veneti e che è stata interpretata come Ercole. Ercole perché? Perché ha la pelle di leone sul braccio e quella cosa che non è una clava perché è piegata, sembra una specie di serpente e potrebbe essere l'idra. Ecco, qui vediamo un dipinto del pollaiolo. Adesso vorrei affrontare il tema mitologico di un culto molto antico. Ercole era, si può dire, l'eroe nazionale dei Veneti, era molto venerato in regione. La mitologia ovviamente non ha la pretesa mai avuta di dimostrare qualcosa, però può dare adito a delle interessanti riflessioni. Ercole era legato per via di sangue con Pelope, era infatti suo nipote. Ma Pelope, che avevamo nominato prima, chi era? Era il re degli Eneti. Nella Paflagonia, nella Turchia settentrionale, gli Eneti qui vengono messi non a caso vicino alla città di Amasra, che probabilmente era l'antica Enete, quella che forse diede il nome a tutti i Veneti. Secondo Strabone, che era un geografo di grande rispetto, alla sua epoca lui dice che non c'erano più Eneti in Paflagonia, salvo qualcuno diceva che c'era ancora un villaggio con degli Eneti vicino ad Amasra. Quindi Pelope, re di questi Eneti, re in Paflagonia, e tuttavia la sua patria ancestrale era la Lidia, col monte Sipilus. Quindi possiamo immaginare in questa epoca veramente molto antica, siamo prima della guerra di Troia, e una egemonia di questa sua dinastia, la dinastia di Tantalo e di suo figlio Pelope, che partiva dalla Lidia e si estendeva fino in Paflagonia. In effetti nel monte Sipilo viene tramandato che questo era il trono di Pelope. Nel monte Sipilo troviamo anche una statua di Cibele alta 20-30 metri, gigantesca, che sta premendo le mammelle così in atto materno e c'è una forte associazione tra Pelope e il culto della grande dea. Cibele nel sincretismo religioso veniva chiamata anche Rea e anche Reia, e quindi l'assonanza da Reia a Reitia è immediata, anche se considerano che Tia potrebbe semplicemente dire dea, quindi la dea Reia, la grande dea dei Veneti Reitia. Dalla Lidia i Meoni con Antenore sono arrivati fino in Veneto insieme ad Antenore, secondo la leggenda, quando ci fu la sconfitta di Troia, Veneti e Meoni insieme andarono in Veneto. E qui c'è una prima contraddizione. Come mai i Pelopidi, discendenti di Atlante, li troviamo sia dalla parte di alleati di Troia, sia li troviamo nella dinastia dei Pelopidi che attraverso Atreo ha dato alla luce Agamennone, che fu quello che pose l'assedio a Troia. A lungo non trovavo una conciliazione a questo fatto, non è semplice. Poi, se noi consideriamo che troiani e greci avevano nella guerra di Troia, nell'Iliade in pratica, gli stessi nomi,
Gli dei erano gli stessi, la cultura era la stessa, si capivano quando parlavano. E quindi la conclusione qual è? Che si trattò di una guerra civile, quindi in una guerra civile possiamo trovare discendenti della stessa dinastia da una parte o dall'altra. Quello che mi preme chiarire, che sarebbe da chiarire anche e soprattutto nelle scuole, perché viene insegnata, secondo me, in modo sbagliato la cosa, è che Micenei non è affatto sinonimo di Achei, perché i Micenei vivono in un mondo che non ha nessun punto in comune con l'Iliade. Anche dal lato delle tecniche militari non c'è niente in comune. I Cenei seppellivano i morti, nell'Iliade si parla solo di incinerazione, viene descritta nei minimi particolari, nessuno viene seppellito. E poi anche da considerare che Micene ebbe la supremazia fino al 1300, dopodiché, proprio all'epoca della guerra di Troia, fu Argo quella che salì al potere. E fra l'altro va ben messo in chiaro che quella maschera di Agamennone non è di Agamennone, perché risale al 1500 a.C., la guerra di Troia del 1250, quindi non è lui. Pelope, discendente di Atlante, lo troviamo a Olimpia, anche con una serie di un'alleanza matrimoniale, lo troviamo anche lì a dominare, e qui entra appunto la leggenda di Mirtilo, quel Auriga di cui si parlava prima. Ecco, e finalmente, dopo questa lunga premessa, perché era soltanto una premessa per arrivare a dire una cosa che sembra particolare, ma secondo me è importante, e cioè che Ercole, da cui siamo partiti, che ha legame di sangue con Pelope e suo nipote, a Pelope, Ercole faceva dei sacrifici usando un legno particolare. Lui poteva usare solo quel legno, non poteva usare nessun altro legno per i sacrifici a Pelope, e questo legno era il pioppo bianco. Perché è importante il pioppo bianco? Perché lo ritroviamo in una leggenda che forse è la più antica delle leggende dell'area veneta, la leggenda di Fetonte che, usando in modo incauto il cocchio di suo padre, andò a finire nel Po. Successe che le sue sorelle, le Eliadi, piansero lacrime d'ambra, e questo è un primo segno dell'antichità, perché si rifà all'epoca in cui nel Po si commerciava l'ambra, e quindi parliamo del 1200 a.C., e si trasformano in pioppi bianchi. È antica questa leggenda, forse la prima delle leggende venetiche, anche perché la ritroviamo in un'altra versione, però è la stessa leggenda, nell'Iliade, Acheronte. Acheronte, come Fetonte, viene punito da Zeus, come entrambi sono figli di Elio, e anche sulle rive di Acheronte trasformato in fiume cresce, indovinate, il pioppo bianco. Ed eccoci arrivati ai Veneti antichi. Quello che vedete al centro era un mio antenato, infatti potete notare la somiglianza. E questo è un costume dei Veneti antichi, un costume funebre, che è quello di bruciare i morti, come fanno gli indiani in India, sulla pira, e le ceneri raccolte in urne e le urne sepolte in vasti cimiteri. Questa era un'usanza mediata dal centro Europa,
dalla cultura cosiddetta dei campi di urne, appunto perché c'erano queste urne seppellite nei campi. E questo è l'esercito al completo veneto e non è da sottovalutare perché l'esercito veneto riuscì a sconfiggere quello spartano con Cleonimo. Qui invece vediamo i Celti che premono ai confini dei territori veneti. Quello che vedete completamente nudo non è un esibizionista, ma era costume dei Celti di andare in guerra nudi. I Celti si insediarono al confine occidentale, i Cenomani nella zona di Brescia e al confine orientale i Carni, che avevano il loro centro principale però in Slovenia, nella pianura della Sava, e da lì con la pressione arrivavano fino alle valli della Tisone e nella Carnia. Chiaro che quando delle culture, dei popoli si incontrano c'è sempre una qualche fusione, un'armonizzazione e qui vediamo una cintura che ha da una parte il simbolo della barca solare con le paperine che è tipicamente venetico e dall'altra però lo stile grafico, lo stile artistico è celtico, tipicamente celtico. Qui vedete anche i costumi non solo dei soldati con gli elmi caratteristici, ma anche vedete i monili di una donna celtica. E siamo arrivati alla situla di Alpago. Il pian dell'Agnela, che vedete in immagine, si va al rifugio Carota, poi più avanti si gira a destra, a Panigal. Ecco, vedete già in questa secchia di rame una processione di uomini eleganti, tutti col basco e con abito lungo, e poi seguono delle scene di un film. Alcuni ritengono che siano tre coppie diverse, secondo me invece sono i fotogrammi di un filmato di una stessa coppia. Vedete che si incontrano, si conoscono, la donna fa una carezza, questa carezza ha un effetto dirompente sul ragazzo e quello che è interessante è che vedete una divinità nel muro, una pezzo di statuetta e poi la rivedete di nuovo quella divinità con un gesto sacrale, che è questo, un gesto di grande raccoglimento, al telaio, nel senso che tesse la tela della vita di questi giovani. E qui un altro personaggio, mentre la coppia, vedete dai lineamenti che sono giovani, quella con lo scettro è una donna matura, forse una specie di signora del clan, una domina, e la vediamo anche con un'ascia in mano. Perché è importante l'ascia? Perché l'ascia in realtà era la prerogativa del pater familias, che esercitava la patria potestas, no? Quindi possiamo immaginare che questa invece era una mater familias, esercitava la materna potestas. Qui è la situla di Montebelluna, anche questa del 520 a.C. Attenzione che nel 520 a.C. dell'iconografia romana c'era zero, vedete, zero assoluto. E qui in questa situla di Montebelluna vedete proprio l'ascia del pater familias che esercitava la sua potestas, diritto di vita e di morte all'interno del clan. Non voglio anticipare niente di questa situla meravigliosa che il professor Buson ha ricostruito manualmente e vi invito alla presentazione del 10 dicembre, che sarà veramente una cosa eccezionale. Solo un piccolo particolare dolcissimo che entra un po' nel tema della situla di Alpago anche, e voi vedete a destra una donna incinta, è un unicum. E finalmente alla fine del film arriviamo al personaggio più importante, che è quello a testa in giù, la discendenza. Per lui si erano messi in cammino tutti quegli uomini eleganti col basco.
Ora un'altra discrepanza, un'altra contraddizione, perché avrete capito che prima si parlava della mitologia di Ercole e Pelope, tutta incentrata in Anatolia, mentre invece si sa dall'aspetto prettamente archeologico che i Veneti invece sono originari dal centro Europa. Questa non è un'eresia, lo dicevano già i Pellegrini, lo diceva Prosdocimi negli anni 60. Oggi ci stiamo avvicinando a delle prove concrete. E allora come mai? Allora questi veneti vengono dall'Anatolia, come dice Omero, come insieme ad Antenore, oppure vengono dal centro Europa, come indica l'archeologia? Ma siamo proprio sicuri noi che il mito dei Titani, che era legato appunto a Pelope, che discendeva, il suo capostipite era Atlante, no? Siamo sicuri che sia solo incentrata nell'Anatolia questa religione dei Titani? No. Noi troviamo, secondo Platone, che il Monte Atlante si trovava nel paese degli Iperborei. Quindi Atlante nel paese degli Iperborei. Il giardino dell'Esperdi nell'estremo occidente, però attenzione, qual è l'estremo occidente? Se vogliamo essere precisi, non è il Portogallo, è l'Irlanda. Il mare di Crono è anche un antenato di Pelope per linea materna, e i romani consideravano il mare di Crono un mare di ghiaccio. Vediamo dal lato della della archeologia. C'è qualche legame con l'Anatolia? Ma esisteva molto molto anticamente una cultura cioè una popolazione con determinate caratteristiche, che piano piano si è spostata dal nord Europa, dalla Polonia centrale, Polonia meridionale, ed è arrivato fino ai fiumi dell'Ucraina, intorno 1600-1200. Calcoliamo che l'epoca di Pelope poteva essere intorno al 1400 a.C. E calcoliamo anche che, se è vero che questi eneti di Pelope erano sul mare, che forse erano dei naviganti, allora dove potevano andare? Che sbocco avevano? Non potevano attraversare i Dardanelli, il Mar di Marmara, il Bosforo, perché c'erano delle correnti impetuose che le navi dell'epoca non potevano superare. Quindi la via d'uscita dal Mar Nero non era Troia, ma erano i grandi fiumi, le autostrade come il Dniester o il Prut, che attraversavano la via Ponto-Baltica, che era la più antica via dell'Ambra, e che attraverso il Priapat arrivava, le paludi del Pripyat, arrivava fino nel Baltico. Quindi, bene o male, siamo arrivati al 1200 a.C., che fu un'epoca veramente di grandi cataclismi, di collasso di civiltà millenarie, di grandi migrazioni, di nuove religioni, di sconvolgimenti epocali, sociali, e fu anche un periodo di problemi climatici, un caldo esagerato, la siccità. Però cosa succede? Che quella volta intanto non c'era Greta Thunberg e la sua istruttrice che andava dicendo alle donne attenzione, non fate figli, donne europee, perché se no perché dovete salvarvi dai danni del clima. No, quella volta il nord
Europa era diventato un paradiso, ma che il problema del nord sono inverni rigidi, ma con un inverno che sembra una primavera, è chiaro che quelli del nord facevano il contrario di quello che viene oggi consigliato e quindi eh, c'è stato un aumento di popolazione. L'aumento di popolazione cosa porta? Migrazioni, perché dal nord Europa, così a cascata, una tribù muove l'altra. Vedete la cultura di Lusazia, nata da quella di Trzinniez, di cui parlavo prima, che a sua volta continua la cultura dei campi di urne, dove probabilmente c'è un mescolamento con le popolazioni locali, e arriva fino in Grecia, a Castanes. E vedete già le caratteristiche ondulature a turbante nei vasi. Cosa succede poi? Altro cataclisma. Adesso io mi immagino già che le vostre menti si trovano un po' confuse e quindi è una specie di brainstorm questo, cioè un temporale di idee. Ebbene, i popoli del mare però non sono affatto una invenzione, gli egiziani li hanno raffigurati precisamente nei loro bassorilievi e questi hanno fatto collassare e sparire, no, sparire no, però insomma collassata la potenza dei Micenei, appunto, e anche dell'impero ittita che collassa e si disintegra sotto l'impeto di questi popoli del mare. Questi popoli del mare avevano delle barche caratteristiche, con le due paperine tipiche della barca solare, avevano anche i copricapi di piuma, e quindi io dico, quando una barca batte una certa bandiera, vuol dire che appartiene a quella popolazione. Se uno batte la bandiera inglese, dentro ci sono inglesi. Se uno ha i simboli della barca solare, ci sono dentro le popolazioni della cultura dei campi di urne del centro Europa, che forse hanno un'elite che ha coordinato, coinvolto tutta una serie di popolazioni del Mediterraneo, molte anche italiane, nei popoli del mare. Vediamo di nuovo il simbolo della barca solare con le due paperine. Lo ritroviamo in una sacerdotessa di Egtved in Danimarca, a sinistra, al centro una di Santa Lucia, Mosna Soci in Slovenia occidentale, e poi a destra il tipico cinturone venetico che ha losanga per via della moda, però attenzione che in questa losanga troviamo incisioni che raffigurano proprio la barca solare di nuovo. Ma dove troviamo il disco solare alla cintura? Battaglia di Tollense, 1200 a.C., una battaglia colossale con la partecipazione di 4.000 uomini nel nord Europa tra Polonia e Germania orientale. Ebbene, vedete che avevano, questo non è un disegno di fantasia, realmente c'erano alla cintura, sono state trovate queste che erano poi anche delle scatolette che forse contenevano non si sa cosa, ma avevano comunque la forma del disco solare. Ecco, lì vedete localizzata la battaglia di Tollense e ci sono dei marker, cioè delle etichette che ci dicono un po' questi guerrieri dove sono andati, cosa hanno fatto, perché se troviamo la spada caratteristica di questi popoli possiamo dire che sono passati di là. La spada è un 9-2, quindi è un marker, quelle più antiche, ma non solo più antiche, ma anche in enormi quantità sono state trovate in questa zona. Ma oltre le ritroviamo, passando per il Veneto, in Italia prima e in Grecia poi, perché costoro sono passati prima per l'Italia e poi sono andati in Grecia e ad Argo sono andati. Altri marker, ovviamente, etichette, sono
le, le ceramiche. Qui vedete una olla che è stata trovata a Sequals di origine medio-danubiana e a Cordignano, sempre di origine medio-danubiana con la decorazione elicoidale, e la troviamo mediata dall'ambiente friulano con una datazione piuttosto antica. A Fratesina lo stesso, nel Polesine troviamo ancora queste, e siamo sempre intorno al 1200, queste costolature elicoidali, no? E combinazione anche a Terziniez, quell'antichissima civiltà, ma questa non voglio dire che ci siano delle relazioni, dico solamente che per coincidenza sono uguali, identiche direi. Perché la via dell'Ambra partiva appunto dalle spiagge baltiche e arrivava fino a Fratesina passando per la zona di Aquileia, che era già un emporio ben prima dei Romani. La cosa che, per così dire, mi ha tanto colpito, che però io sono prima, non credo, cioè, è come è possibile che una popolazione possa avere una tale, possa essere talmente conservativa. Voi vedete qui queste urne che hanno sempre le stesse gobbe, a partire da Tirzinec, in Lusazia, in Polonia, quindi sembrano delle punte di nave con delle onde intorno. A Bayerdorf, in Austria, di cui parleremo, a Fratesina ci sono, anche se non si vedono bene, ma ci sono le onde e infine ad est. E qua siamo giunti a quella che secondo me al momento attuale è la prova scientifica più evidente, più importante della migrazione dei Veneti, quella che Pellegrini e Prosdoci possiamo solo dire come probabile, per oggi sembra dimostrata più che probabile, perché quello che vedete in rosso è la cultura di Bajados Velatice, partente dalla Cecchia, Austria orientale, che costella di insediamenti la via dell'Ambra e poi si insedia anche in Friuli, ma in modo massiccio, non è che erano due o tre, in modo massiccio in Friuli sulle risorgive, a fascia delle risorgive, e a Caorle che è sulla via dell'Ambra verso Fratesina. Per concludere, siamo arrivati agli haplogruppi. Siamo in attesa di una vera e propria rivoluzione che cambierà molte delle idee consuete che abbiamo dell'archeologia. Gli haplogruppi sono dei geni muti. Muti vuol dire che non modificano l'aspetto esteriore delle persone, però sono trasmessi di padre in figlio e quindi anche questi sono un marker, un'etichetta dei movimenti di popolazione. Quindi abbiamo le spade, abbiamo la ceramica, abbiamo la genetica. E solo per fare un esempio, perché questi sono dati preliminari che ovviamente non dimostrano nulla, abbiamo che questo gruppo particolare che fa parte del grande haplogruppo R1A nasce, possiamo dire, nella zona della Polonia. Possiamo dire che nasce lì perché i ceppi più antichi di questo gruppo sono stati là, nella zona polacca, mentre poi li ritroviamo quelli più recenti in altre zone, no? Ecco, vedete anche in Ucraina che ci sono i Venedi su cui il professor Kozak ha scritto un libro di 400 pagine. Allora, incuriosito, ho voluto andarlo a incontrare direttamente in Ucraina e non è stato facile all'epoca perché le indicazioni, le tabelle erano tutte in cirillico, nessuno parlava inglese, però ho raggiunto il professor Kozak, c'era la sua equipe, c'era una traduttrice
gli ho chiesto questa domanda, ma secondo lei questi veneti qua hanno a che fare con i veneti dell'Adriatico, visto che hanno lo stesso nome? Lui ha detto no, secondo me no. Però hanno a che fare con quelli della Polonia. Ah, e quindi di questi tanti popoli che hanno un nome venetico, almeno di questi due possiamo dire che non è solo una coincidenza, ma che c'è anche una radice culturale comune. Questa mappa è stata fatta da Anatole Kriosov, non con i nomi veneti, ma come base, diciamo, di diffusione. Anatole Kriosov è uno scienziato di fama mondiale, perché non solo è un grande genetista, ha studiato le culture degli indoeuropei, ma lui è di origine russa, dell'enclave di Kaliningrad, vive negli Stati Uniti e per dire la portata di questo scienziato, io faccio il medico e negli aghi aspirati per ricerca di cellule tumorali usavamo la galectina, una metodica inventata da Anatole Kriosov. Qui è chiaro che l'aprogruppo R1A, che è molto diffuso in tutta l'Europa orientale, mentre invece in Italia vedete che è quasi zero se lo vediamo in tutto il territorio, però se differenziamo le province troviamo che in Friuli invece ha una percentuale piuttosto marcata. E quello che è interessante è appunto che di questo gruppo, haplogruppo R1A, quelli che ci sono in Italia sono quasi tutti di provenienza dell'Europa orientale, tra cui il gruppo che abbiamo detto prima e altri rami. Ma secondo me la cosa più interessante è che in provincia di Padova troviamo un 20% di R1A. E quindi lì non possiamo dire, beh, ma Friuli è sul confine con le popolazioni slave, gli sloveni hanno colonizzato mezzo Friuli, no, ma a Padova gli slavi non ci sono mai arrivati, quindi è un retaggio probabilmente antico.